Sì, mia cugina era. È rimasto... Senz'altro era. L'ho vista che camminava male, sì, perché poverina, purtroppo non so niente, è caduta, non so cosa. L'hanno trovata così. Non posso dire più di altro perché anche per me è stata una sorpresa. È ancora sotto shock il cugino di Valli Carraro, l'anziana vedova di 82 anni trovata senza vita davanti alla porta di casa da una delle figlie che andava a riprendersi il cane che l'aveva lasciato in mattinata. Una tragedia domestica accaduta in via San Venanzio Fortunato a Castelfranco, la cui dinamica ha del paradossale. La signora stava preparando il pranzo quando, uscendo in giardino, si è accorta che le si era chiusa dietro la porta di casa. Non avendo le chiavi con sé, ha così provato a rientrare da una finestra lasciata aperta, prendendo una sedia proprio dal giardino e tentando la scalata. Ma purtroppo ha perso l'equilibrio e, cadendo sul cemento, ha riportato un forte trauma cranico che le è stato fatale. Ha scoperto tutto una delle figlie rientrando nel pomeriggio dal lavoro. Ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma i sanitari nulla hanno potuto se non constatare il decesso della signora. Sul posto anche i carabinieri che sono tornati un paio di volte sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso e per escludere il coinvolgimento di altre persone. È una tragedia sì, perché a una certa età siamo tutti in pericolo, bisogna rassegnarsi e basta, non so cosa dire. Grande il cordoglio del vicinato, la sua dirimpettaia la conosceva da 44 anni e la ricorda come una persona buona, sempre gentile e disponibile, una vera amica alla quale potersi rivolgere in qualunque circostanza. Come comunità ci stringiamo alla famiglia e esprimo il cordoglio mio personale e quello di tutta Castelfranco Veneto in questa circostanza tragica. Spiace, tendiamo di capire le dinamiche dell'incidente, arrivano messaggi di una persona bella, una persona che stava bene con i vicini, che stava bene con tutti e che viveva la sua età in modo esemplare. Quindi con questo messaggio rinnovo le condoglianze a nome mio e di tutta la città. Lascia i 3 figli, Daniela, Marina e Giuseppe, e gli adorati nipoti Diego, Nicolas, Sofia, Leonardo ed Edoardo, i parenti e i numerosi amici che si era creata in città.